Allora, cari telespettatori, rieccoci insieme, come vi avevo detto, con il nostro esperto di economia e finanza, Stefano Zara, ben ritornato qui con noi. Allora, è il caso di fare un po' il punto sulla situazione, no? Sì. Perché ci sono tanti eventi, piccoli e grandi, che però vanno a condizionare gli asset economici in generale. Come vedi dal tuo angolo prospettico la situazione economica attuale e quindi anche il discorso degli investimenti, star tranquilli, non star tranquilli, perché si è parlato e non si capisce se sia vero oppure no, che c'è uno stallo dal punto di vista degli investimenti anche in senso stretto, dei consumi in senso più lato, per una paura. Però è così o non è Sì, ci così? sono La tante... finanza come No, la risponde? finanza, tutto sommato, sta cercando di capire come si dipaneranno i tre nodi del momento, che sono Brexit da una parte, capire se sarà una Brexit dura, morbida, il destino del governo May in sostanza, poi la faccenda italiana, questa è un qualcosa legato alla reale manovra che verrà ripresentata dal governo Conte, e quindi su quello poi insomma, vedo che si stanno un po' tranquillizzando tutti, però finché non sarà presentata non riusciamo a capirla e a vederla nel dettaglio, non riusciamo a capire l'entità delle correzioni e soprattutto essendo una manovra incentrata sulla crescita avremo poi le valutazioni più interessanti per capire se ci sarà taglio fiscale, reddito di cittadinanza, risorse per ripartire e quant'altro. Sono cose che si possono stimare, ma non potendole esaminare nei dettagli non riusciamo a dire Ma nulla. come viene vista un po' Ma dalla diciamo finanza che Conte sta all'Italia? facendo un buon lavoro di merchandise, cioè, si sta vendendo bene, no? Vedo che Juncker se lo sta lavorando con cene e quant'altro, e la manovra è stata corretta nelle dimensioni, nelle Quindi entità, piace tutto sommato il piace personale. più della precedente, occorre capire poi nel dettaglio quali sono i capitoli che sono stati tagliati, se viene toccata la parte pensionistica, se viene toccata la parte reddito di cittadinanza, secondo me su quella che il governo punta per iniettare liquidità alle famiglie, vediamo in che misura verrà toccata, insomma. E altro tema spinoso era quello dei dazi, guerra commerciale Cina-USA, anche su questo le aperture di Trump sembrano un po' tranquillizzare i mercati. È altrettanto vero che dazi, Brexit, rischio Italia, rialzo dei tassi negli Stati Uniti, petrolio che era ai massimi fino a primavera, adesso è sceso, che però ha determinato un rallentamento anche di ciclo nei paesi in via di sviluppo, comunque paesi emergenti diciamo. Tutto questo ha fatto sì che l'anno 2018 sia un anno molto brutto dal punto di vista finanziario, è scesa la borsa, Infatti facendo un po' un no, è bilancio, sceso tutto, è scesa la borsa, sono scese le obbligazioni, è sceso l'oro, è ormai un mercato direzionale, cioè non esiste modo di difendersi se valutiamo le cose nel breve termine, occorre riappropriarci dei parametri di medio-lungo termine e riappropriarci anche del parametro di mercato efficiente, perché c'è poco da dire a lungo termine se pensiamo alla borsa italiana. Noi non abbiamo, siamo a metà delle quotazioni del 2000, quindi dopo 18 anni non abbiamo recuperato non solo i prezzi del 2000, ma siamo a quotazioni che sono al 50% inferiori. Il nostro non è un mercato efficiente, quindi quando oggi consigliamo di avere un approccio globale. è difficile però, è Globale. difficile Globale averlo. lo puoi fare soltanto con i fondi di investimento, le SICA che investono un po' in tutto il mondo, intercettando le aree di crescita, C'è da fidarsi? i temi di crescita. I prodotti oggi sono talmente tanti e c'è la possibilità di vedere, aprire la scatola e vederci dentro in maniera molto dettagliata, quindi avere una trasparenza sui costi, una trasparenza su cosa compro. Però bisogna intendersene un minimo. Io E sto parlando da cittadino poi qualunque che magari tutto cioè, parte anche da un rapporto fiduciario con la banca, col consulente, farsi spiegare bene le cose, farsi aver- spiegare 2 volte, 3 volte le cose, perché questo aiuta. Non c'è niente di più prezioso anche per un consulente di un cliente che ha voglia di apprendere, anche che nel tempo che aumenta la sua cultura finanziaria. quindi è utile Questo anche è per voi utile, questo. saperne è utile. MIFID, IDD,
che il DD è quella normativa che entra in vigore quest'anno, che riguarda le imprese di assicurazione, insurance, distribution, si occupa sostanzialmente, è un vincolo per i distributori del fornire informazioni dettagliate e corrette sui prodotti assicurativi riguardo i costi, i vincoli, la durata, al fatto che siano effettivamente aderenti ai bisogni del cliente sottoscrittore, cioè il fatto che l'Italia tutti i paesi UE recepiscono quest'anno normative così importanti e pressanti che riguardano la trasparenza dei prodotti finanziari ed assicurativi, traccia un po' il solco di dove si sta andando. Si sta andando verso la ricerca di una clientela consapevole nei limiti delle proprie competenze. Se uno fa un altro lavoro, ovvio che deve affidarsi a un esperto, però si obbligano anche gli intermediari, quindi chi vende i prodotti, a un'informativa sempre più sintetica, chiara e comprensibile. Cioè, inutile rifilare al cliente un tomo di informativa che non leggerà mai. Però di fatto questo succede. Questo infatti si incappano in certe situazioni proprio per questa ragione, perché non si riesce a leggere tutto. Ritornando al discorso della Brexit, sì. Come la vedete voi, dal punto di chi si occupa di finanza, di investimenti, eccetera? Torneranno sui loro passi? Potrebbe cambiare qualche cosa di modo radicale? Cosa potrebbe esserci? Sostanzialmente un irrigidimento, cioè la finanza non ama le cose che non riesce a prevedere, l'imprevedibilità delle cose, degli sviluppi. Quindi una Brexit condivisa, sulla Brexit condivisa ormai c'era già da un po', insomma, sono le novità, il fatto stesso che il governo venga sfiduciato, che che gli accordi presi in sede di Unione Europea, in sede di negoziati possono essere disattesi e non possono essere comunque rinegoziati. Mi pare sia un'eventualità che Juncker ha escluso in maniera abbastanza categorica, e il fatto che uno scontro non fa bene, insomma. Ma non vogliono lo scontro. Non vogliono lo scontro né l'Unione Europea né la Gran Bretagna, anzi una Brexit morbida che faccia sì che a livello commerciale, delle relazioni commerciali, mantenga i rapporti così come sono adesso, non crea particolare imbarazzo né alla comunità finanziaria né alle imprese. Però qualcosa dovrà essere fatto comunque, sì, ci deve essere una presa di posizione. C'è una cosa, chi si occupa di denaro, no, vede tra il periodo di oggi, un anno brutto dal punto di vista finanziario, la borsa tedesca e la borsa italiana hanno perso il 19% l'ultimo anno. L'unica borsa che è rimasta a galla è quella americana. Quindi un anno molto brutto. Se uno guarda il denaro, sostanzialmente, vede che la massa di liquidità, cioè di denaro non investito, è molto superiore rispetto a quella del 2009-2010. E questo non è una buona cosa. Era il 3% prima e il 5% e mezzo della totale della massa monetaria di circolazione. Questa è una buona cosa, comunque. Ah, buona cosa, è una buona cosa. Perché vuol dire che si aspetta di capire e di vedere, ma denaro a disposizione ce n'è. Il sistema del credito, quindi il sistema delle banche in tutto il mondo, non presenta particolari criticità, quindi si sono risanate. Quindi ritornando al discorso del bilancio, possiamo dire che tutto sommato sia stata un'iniziale turbolenza. Ti faccio un esempio di come le cose sono cambiate, di come è difficile e sbagliato valutare le situazioni che si vedono con i parametri dello ieri. Faccio un esempio, Uber, noi sappiamo chi è Uber, no? Quello dei taxi. Uber capitalizza oggi in borsa circa 70 miliardi di dollari, 2 volte Unicredit, non esisteva 10 anni fa. Questo esempio possiamo riempire la giornata, vuol dire che il mondo di oggi è molto diverso dal mondo di 10 anni fa, molto diverso. L'inflazione non sta salendo da nessuna parte. India, ad esempio, che è un paese a grande crescita, ha un'inflazione del 3,5%, ha alzato i tassi, ma molto contenuta rispetto a quello che ci aveva abituato. Cioè anche i paesi emergenti stanno crescendo con bassa inflazione. Un altro esempio che posso fare è come si muove il denaro e che valutazioni possono essere fatte, sempre prendendo a spunto l'India. L'India è un paese che ha il 65% della popolazione millennials. Sì, ci sono tantissimi giovani. Il paese della robotica per eccellenza è l'India, ed è il paese che entro 5 anni verrà cablato l'intero paese. Quindi sarà un paese che crescerà secondo paradigmi saranno nuovi. in grado di cablare l'intero paese.
Entro 5 anni. Queste sono le stime che... Perché quando si fanno valutazioni su crescita, potenzialità, sono tanti gli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. Partiamo dal presupposto che laddove un paese è giovane, in crescita, dove c'è sviluppo e dove si sposano le nuove tecnologie, avrà una crescita più rapida, più veloce e a costi inferiori. Questo rispetto potrebbe al creare un passato. problema per la vecchia Europa. Sì, sì, è già un problema per la vecchia Europa. È già un problema per la vecchia Europa. Quest'anno l'Europa ha un grande tavolo di verifica, che è quello delle elezioni di primavera. Insomma. Beh, questo sarà un momento E quella è la grande topico. incognita. Quella è la grande incognita. Ecco, esatto, questo tavolo di verifica che viene comunque già mosso in qualche modo, ci sono delle pedine che si stanno muovendo a vari livelli e non in modo tranquillo, tra l'altro. Quanto potrebbe condizionare gli asset finanziari? Condiziona tanto gli asset finanziari, ma la finanza, il mondo è diviso per aree. Abbiamo detto che le due grandi potenze economiche e militari, la Cina e gli Stati Uniti, hanno un loro confronto, un loro braccio di ferro ormai, sono come i due ciclisti in fuga. Il gruppo e l'Europa in particolare ormai ha preso dei minuti di distacco ed è un gap che difficilmente può colmare se non c'è unità di intenti sulla crescita, sui progetti di sviluppo. Sono tutte cose a cui non può pensarci la finanza, non ci possono pensare le banche, è la politica che deve... Sì. E la politica oggi sembra concentrata su altre cose, non su queste cose. Oddio, ci sono cose, le priorità, no? O perlomeno ci fanno vedere che è concentrata su certe cose, non sappiamo che se ci sono delle teste anche concentrate su altre. Probabilmente, almeno quello che sembra dal di fuori è che non sia concentrata su queste cose qua. Esatto, che questo è un altro aspetto. I dazi, l'altra questione importante. Quanto questo rallenta o accelera altre economie e può in qualche modo compromettere anche una certa stabilità? Beh, i dazi, noi diciamo, io vedo che per quanto riguarda la finanza, la crescita cinese aveva bisogno di un confronto anche ruvido. Non si può dar torto all'America di Trump su questo aspetto particolare. Magari questa amministrazione può essere discutibile su molte altre cose, ma su questo aspetto diciamo che Trump ha ragione. Attuare un certo protezionismo diciamo andava fatto. Era anche ora, insomma, che la Cina fosse ricondotta a una ricerca di equità, ecco, a una ricerca di equità. Loro hanno un mercato del lavoro, sono un regime, quindi hanno un mercato del lavoro sostanzialmente gestito da un regime. Al di là del fatto che Xi Jinping abbia ottenuto un mandato a vita, quindi pensiamo a cosa voglia dire fare programmazione in un paese in cui la guida politica è a vita. E ti confronti con delle democrazie in cui il mandato è elettorale, può durare 4, 8, se viene... Quindi cos'è la potenza della programmazione? Il lungo termine, lì ha un senso il lungo termine, no? Per questo si sono messi a ricostruire la via della seta loro, no? Non potendo contare sulla supremazia militare in acqua, perché l'America da quel punto di vista non glielo consente, si rifanno la nuova via della seta, quindi per terra dalla Cina si costruiscono una via per l'esportazione, una via commerciale, dopo aver comunque per anni stretto rapporti commerciali con i paesi africani, con l'Asia, cioè il dinamismo cinese è un dinamismo a cui eravamo abituati qualche secolo fa, ma loro si stanno riappropriando di una tradizione commerciale di espansione che è sempre stato nel loro DNA. Dall'altra parte c'era la predominanza accademica militare americana, insomma le loro università sono università che stanno formando migliori eccellenze, continuano ad essere delle eccellenze, è la potenza militare numero uno, questo insomma, è un dato di fatto. È un dato di fatto e loro vanno avanti. E quindi abbiamo questi colossi intanto che si stanno e l'Europa l'Europa in mezzo che afferma al palo. L'Italia come è messa e la situazione banche, quindi investimenti, sono sicuro da noi oppure no? Qual è un po' lo stato dell'arte? Le banche italiane sono, le banche oggi in Italia sono dal punto di vista patrimoniale solide. Complessivamente la media della solidità delle banche oggi non rappresenta un problema. Ovvio le banche lo dicono sempre, lo scrivono, devono ripensare il loro modello di business perché... Sono solide, sì. Sì, insomma non ci sono problemi da quel punto di vista là.
per il momento, insomma. È altrettanto vero che la banca è un organismo commerciale, cioè vende denaro, non riesce a fare affari in un paese che non cresce, con cui i tassi non gli consentono quella marginalità a cui era abituata nel passato. La banca deve ripensare, hanno sempre detto che la banca come la conoscevamo 10 anni fa, anche 20 anni fa, non esisterà più. Esisterà una banca che fa consulenza, ma fa la consulenza in un paese che non è abituato a pagare la consulenza. Uno che va in banca va per comprarsi qualcosa, Già paga delle commissioni, vabbè. e dice, visto che pago Cioè, dalle è commissioni, un poco la conto. consulenza Almeno deve essere compresa in quello che già pago. Cioè, è difficile, e soprattutto la consulenza deve rappresentare un valore, essere infatti. percepita come un valore, ma essere veramente un valore. Assolutamente, quindi deve anche riacquistare credibilità la banca stessa, perché Assolutamente adesso credibilità. agli occhi di molti è Sì, un po' scesa come sì. discorso credibilità. Lo spread potrebbe subire delle variazioni che ci possono condizionare, perché poi ci condiziona effettivamente, perché lo vediamo Sì, così sì, sì, sì. labile. Ma vi faccio un esempio molto banale, una banca straniera paga il denaro meno della banca italiana, quindi lo può prestare a più buon mercato. Questo è un effetto semplice, immediato, percepibile del fattore spread. È vero che i tassi in Europa sono sempre quelli, cioè l'Euribor a 3 mesi è negativo, a meno 0,36, 0,35, i BCE i depositi sono pagati meno 0,40, non è cambiato nulla sul fronte dei tassi e siccome l'inflazione è bassa e cresciamo poco, sì, passerà ancora un anno prima che in Europa i tassi possano essere rivisti a rialzo. Il problema spread è localizzato nel paese in cui, però il Portogallo che ha uno spread a 140 punti e un'Italia che ha uno spread oggi a 2,60 ma era a 3,40 qualche giorno fa, mi fa pensare che insomma, spazio per scendere, il nostro spread ce l'abbia ancora, insomma. Per scendere Per e scendere, per sì, salire, insomma. Per salire ce qualora l'ha se salisse. facciamo stupidaggini, non dico all'italiana, stupidaggini nella gestione di una manovra che si aspettino sia coerente. Lo dicono, ma anche la Francia sfora il debito PIL 3%, sì, ma è un paese che ha minore indebitamento e maggiore Beh, crescita. insomma, però non ci scherza mica, ha aumentato l'indebitamento Anche loro, notevolmente, sì, cioè, ma è un paese parlano, però insomma a un che certo cresce di punto. più, cioè il problema del debito è intuitivo anche, puoi avere più debiti se la tua busta paga è più alta, cioè puoi avere più debiti se il tuo PIL cresce in maniera più... E contare di più in Europa a questo punto, Lo visto che puoi siamo fare se cresci di più, se Ah, cresci di sempre più. quello, c'è una... Sì, non è che è come se fossimo in un consiglio di amministrazione, no? In base alle azioni che tu hai, il tuo voto conta. Ovvio, noi siamo fra gli azionisti di maggioranza, ma c'è chi ha eh, maggiori requisiti e quindi maggior voce in capitolo. Per dare peso dobbiamo riappropriarci di credibilità e questo non si costruisce dall'oggi al domani, ma dobbiamo anche capire che le decisioni, cioè la politica arriva a certe decisioni importanti molto in ritardo, molto in ritardo. Cioè, il mondo cambia e allora noi di conseguenza in affanno cerchiamo Certo, di inseguirlo. recuperare. E la politica, il ruolo della politica dovrebbe essere quello di anticipare. Allora, noi non solo non anticipiamo, ma siamo in grave ritardo sulle cose che bisogna fare. Se questo ritardo riusciamo ad accorciarlo, facendo delle cose pratiche però, perché io ogni tanto accendo, guardo la televisione, vedo che è evidente anche una certa impreparazione di chi insomma, ci governa su certi ambiti. Il fatto di non sapere le cose fa sì che non arrivi a fare le cose che dovresti fare, insomma. Quindi insomma, cioè, competenze in Italia ce ne sono, utilizziamole. Insomma. Sì, assolutamente. Battuta di chiusura, bilancio come positivo o negativo bilancio di quest'anno che si è È un anno chiuso? negativo dal punto di vista della finanza, negativo dal punto di vista della crescita, ma ci sta, può starci. Cioè, non, cerchiamo di capire che le cose importanti Sì, non non catastrofiche, possono insomma. avvenire. Sì, è una cosa già vista, probabilmente è che oggi vogliamo tutto maledettamente subito e percepiamo le cose come se non ci fosse un domani. Cioè, questo è un anno che ha avuto dei risvolti non positivi, ma non è la fine del mondo. Insomma. Assolutamente. Anzi, cerchiamo di far Un sì che consiglio per gli investitori? rimanere sereno, insomma. I grossi danni
lo dice la finanza comportamentale, li facciamo quando ci lasciamo guidare dalla paura, no? Dei sentimenti, più che dalla razionalità. Il mondo oggi cresce in maniera sana, distribuita come non è mai stato nella storia dell'umanità, distribuita. Quindi non vediamo il nostro orticello, abituiamoci anche a essere meno italocentrici o anche meno europocentrici. Quindi un'ottica più aperta, sì, sostanzialmente. Grazie Stefano Zara di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito come sempre e io vi auguro una buona serata e appuntamento per la prossima. Grazie.